Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Monterotondo in provincia di Roma, il comune importante fin dall'antichità per la sua posizione geografica, si trova a 165 metri sul livello del mare e conta circa 42.000 abitanti. Il nostro itinerario inizierà da qui, dallo storico Palazzo Orsini Barberini. Non aggiungo altro, a voi Monterotondo! Iniziamo il nostro itinerario a Monterotondo con Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo ma anche presidente dell'Anci Lazio. Ci presenti il comune di Monterotondo. Intanto grazie per questa bellissima opportunità. Monterotondo è un comune alle porte di Roma, a nord-est di Roma, un comune di oltre 41.000 abitanti e che per le sue caratteristiche è sicuramente un polo di attrazione appunto nell'Interland romano. Ha una storia sicuramente importante Monterotondo, sia in ambito storico per le presenze anche ad esempio del Castello Orsini, attuale edificio comunale, ma che ha una storia importante in quanto ha avuto per le famiglie Orsini e Barberini sicuramente una forte connotazione storica e culturale, e poi perché è stato anche un luogo a livello storico altrettanto importante perché era la sede nella seconda guerra mondiale del comando tedesco e quindi si caratterizza Monterotondo sicuramente per tanti aspetti, la città anche della scuola, abbiamo tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido a 4 licei, una fiorente e ricca zona industriale, una stazione ferroviaria a Monterotondo Scalo che in 25 minuti collega al centro di Roma, una ricca impiantistica sportiva e una caratteristica sicuramente anche quella di una vitalità del tessuto culturale associativo. Pensate, ben oltre 100 associazioni che orbitano qui a Monterotondo e che permettono con la loro vivacità caratteristica e anche allegra anche capacità organizzativa di rendere la nostra città sempre più viva. Soprattutto poi un centro storico inaspettato. Beh sì, il centro storico urbanisticamente ha una caratteristica importante perché si sviluppa intorno a quella che è la chiesa del Duomo e quindi ha uno sviluppo tutto particolare dalla fase medievale, barocca e rinascimentale che ne rendono sicuramente a livello urbanistico molto particolare, e poi anche un centro storico che negli ultimi anni ha saputo riadattarsi anche a quello sviluppo legato anche alle capacità imprenditoriali ma anche del tessuto che c'è appunto economico e culturale a Monterotondo. Girando per il centro storico ho visto che gli abitanti vanno molto fieri di questa somiglianza con Roma, perché qui c'è l'asse centrale e poi il Pincetto. Beh sì, il Pincetto è un luogo molto amato e riconosciuto soprattutto dai monterotondesi, da chi appunto ha abitato, è nato e continua a vivere a Monterotondo, perché è sicuramente un luogo che insomma, nella Monterotondo antica era un punto di ritrovo, era un luogo dove ci si affacciava appunto nel borgo della città e costituisce ancora tutt'oggi sicuramente un affaccio su una parte del centro storico sicuramente importante, e quindi è un luogo da coccolare, un luogo da tutelare, e anche con la crescita e lo sviluppo del centro storico non dobbiamo mai perdere appunto il riferimento di questi luoghi così belli e importanti. Tra le caratteristiche principali di Monterotondo è che è un luogo che accoglie.
Beh, sicuramente. Noi, pensate, abbiamo quartieri proprio che in alcuni ambiti si caratterizzano dalla presenza proprio anche regionale di abruzzesi, di siciliani, di marchigiani, e questa è stata sempre una bella caratteristica di Monterotondo e che continua fortunatamente, direi, tutt'oggi. Pensate, abbiamo una delle poche scuole Penny Wirton qui a Monterotondo di italiano per stranieri, creata dalla Fondazione Angelo Frammartino e gestita da volontari, insegnanti in pensione, cittadini e volontarie che appunto dedicano quelle ore della settimana all'altro a persone straniere che vogliono integrare il più possibile la nostra comunità. Ma che cos'è per lei Monterotondo? Beh, Monterotondo è tante cose. Per me è un orgoglio, sia perché sono sindaco di una grande città che ha una storia importante. Monterotondo è medaglia d'argento al valor militare, Monterotondo ha in tante pagine di storia nazionale e Monterotondo ha avuto anche uno dei più grandi aviosbarchi della seconda guerra mondiale. Monterotondo è tante cose, è l'emozione anche di una comunità che sa essere comunità, è l'emozione di un luogo che sa ricordare il passato e sa guardare al futuro. E questo credo che per un sindaco, per chi ha l'onore di guidare una comunità, sono elementi importanti. Quindi essere sindaco di Monterotondo vuol dire ricordare quello che è stato Monterotondo, immaginarla nel futuro e saperla guidare nel presente. Grazie al sindaco Riccardo Varone. Noi adesso ci spostiamo di poco per incontrare il parroco del Duomo di Monterotondo. E siamo all'incontro con il parroco del Duomo di Monterotondo, Don Pedro Barzan, che arriva dall'Argentina. Allora, padre, ci presenti la comunità cristiana di Monterotondo. La nostra città ha, per dire così, 5 comunità, anche se in realtà sono 4 parrocchie. La parrocchia del Duomo, che è la parrocchia centrale, che a sua volta ha una piccola comunità in una cappella dedicata a Madonna di Loreto, la comunità di Santa Maria, che è la parrocchia più antica di Monterotondo, anche se non è la prima, cioè la prima non esiste più, era una chiesetta che stava al centro storico dedicata a Sant'Ilario che non c'è più. Invece la comunità di Santa Maria, che ha anche adesso un'acquisizione nuova, che è un centro pastorale dedicato a San Martino, che sta proprio praticamente nella parte esterna della città, la comunità di Gesù Operaio, che è affidata a una comunità religiosa di San Gaetano, che è una comunità missionaria, e la comunità dello Scalo, che da 6 anni a questa parte è anche affidata a una comunità religiosa che viene dall'India e che ha come scopo l'adorazione eucaristica. E poi all'interno del territorio della nostra parrocchia c'è il convento dei frati cappuccini, che ha un peso molto grande a Monterotondo, perché ancora oggi i nostri parrocchiani, quando erano piccoli, hanno fatto tutta la loro infanzia nel Bosco dei Cappuccini, un posto molto amato. Poi abbiamo il Duomo, un Duomo che accoglie di una bellezza straordinaria. Il Duomo è dedicato a Santa Maria Maddalena. Poi qui sopra, nel tetto, abbiamo l'immagine dell'Assunta, la chiesa è dedicata all'Assunta, con un'Assunta incinta che sale in paradiso. È un modo anche teologico di spiegare come Maria in un certo senso ha partorito tutti noi quando entreremo definitivamente nel cielo. Poi questa chiesa ha un'altra cosa molto importante, che è questo altare, un altare donato da un cardinale, è del secolo II, che contiene dentro la reliquia di 2 martiri e che sono quei sarcofagi, in questo caso di una famiglia di classe media, per dire così. Poi esistono 2 devozioni che segnano un po' la vita della nostra parrocchia,
paradossalmente siamo in debito con Maria Maddalena, perché il 22 luglio, il giorno della Santa, non si fa nulla ancora. Quindi è un debito che penso sarebbe una meraviglia un giorno poterla festeggiare. Mentre che la nostra parrocchia, e direi anche Monterotondo, celebra Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, che è una festa tradizionale che coinvolge un po' tutto Monterotondo, soprattutto perché oltre alle statue che noi possediamo qui in parrocchia, qui c'è una tradizione legata a una piccola statuina in legno che si tramanda di famiglia in famiglia e tutti gli anni dove una famiglia lo prende, per darvi un'idea, l'attesa alle volte può essere di più di 40 anni. Si celebra praticamente durante una settimana, dove c'è un triduo, dove c'è la benedizione degli animali, dove c'è una cavalcata che qui è tradizionale e dove la sera c'è una torciata in cui il santo si porta dalla chiesa alla casa della nuova famiglia che lo riceve. E poi la nostra comunità è legata anche ai due patroni che proteggono Monterotondo, che sono i santi Filippo e Giacomo, che troviamo nei vitrò che ci sono accanto alle palle di Santa Maria Maddalena. Poi ovviamente che ogni comunità di Monterotondo è legata alle sue proprie tradizioni. La chiesa di San Rocco, che è molto vicina al Duomo, che appartiene alla parrocchia di Santa Maria, è legata a un quadro di Santa Maria di Lubio delle Grazie, in cui la tradizione dice che è la Madonna che liberò Monterotondo da una peste. E ogni comunità ovviamente ci tiene ai suoi santi e alle sue devozioni. In conclusione, qual è il messaggio del parroco del Duomo alla cittadinanza? Io vorrei che sia un messaggio che anche condividano gli altri 3 parroci, perché ovviamente ogni comunità ha anche il suo parroco e stiamo in un momento del nostro cammino anche come Chiesa diocesana nel quale il Vescovo insiste molto che dobbiamo lavorare uniti, no? È ovvio che in questo tempo non si può più andare con il proprio campanile. E il messaggio è continuare a cercare questa unità. Condividiamo un cammino anche con i ragazzi, condividiamo un cammino con i giovani. Sarebbe l'ideale come Chiesa, ovviamente, che questa condivisione di un cammino segni un arricchimento, perché quando uno racconta delle altre parrocchie se ne rende conto la bellezza di dire noi siamo una comunità, però non siamo un'isola. Grazie parroco, noi adesso ci spostiamo per scoprire alcuni piatti tradizionali di Monterotondo. E con Antonella Avagnano, presidente dell'istituzione culturale di Monterotondo, presentiamo i piatti tradizionali che poi sono legati anche a varie manifestazioni. Qui abbiamo un bel tavolo apparecchiato. Sì, assolutamente sì, perché possiamo partire dai primi, sono caratteristici di un paese appunto legato all'agricoltura e anche diciamo alle vigne e al vino che si produceva e quindi erano piatti molto, molto semplici. Questi sono caratteristici perché sono i maccheroni a 100 si chiamano, sono soltanto acqua e farina, vengono fatti a mano, allungati e sfilati. Le altre sono le sagne monterodondesi, non lasagne, sagne, perché diciamo sono i maltagliati, in genere si facevano con le parti della pasta che era avanzata. E poi abbiamo anche il pecorino romano, Il no? pecorino, esattamente, questa è una cosa molto importante da ricordare, non il parmigiano, ma il buonissimo pecorino. E poi una prelibatezza perché è l'acqua cotta, che poteva servire da tisana, in quanto c'erano tutte le erbe che riportavano poi dagli orti e dalle vigne, e invece come primo piatto c'era l'uovo in camicia. La vicinanza con Roma fa sì che noi abbiamo i carciofi alla giudia monterodondesi, carciofi alla giudia che sono un po' carciofi alla romana, però monterodondesi perché sono fatti con un ripieno di aglio, di olio e di pepe. Poi non può mancare la cicoria di campo e poi
Le frittelle, i frittelli, perché ci sono quelli estivi che sono fatti con le foglie di borragine e come diceva Plinio la borragine scaccia la malinconia, quindi anche i decotti e i frittelli di borragine scacciavano la malinconia, invece i frittelli di broccoli che si fanno durante il periodo invernale di Natale. Diciamo la pietanza proprio caratteristica di Monterotondo legata a una manifestazione importante che è la festa di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, il protettore degli animali, sono quelli che vedete su queste due tavole. Innanzitutto la carne essiccata dell'asino, che si chiamano coppiette perché venivano stese per farle essiccare in questo modo e quindi si facevano una coppia praticamente. È una carne secca molto saporita e poi la nostra proprio caratteristica che si mangia tutto l'anno ma principalmente a gennaio è la ciambella a zampa. Si chiama così perché secondo alcuni ha la forma dello zoccolo di un animale, che poteva essere un bovino, un cavallo. E qui c'è anche un recipiente per il vino che qui a Monterotondo chiamiamo cupella e questa la portano tutti coloro che partecipano alla festa di gennaio e indossano questo costume che voi vedete e il cappello la mattina è messo con questo colore, un po' ricorda il cappello dei carrettieri. La sera invece quando c'è la torciata, perché si accompagna il santo, quelle sono le torce, si accompagna il santo a casa accompagnato dalla luce, tutti i cappelli si girano e quindi è un mare di cappelli rossi. E l'altra caratteristica sono le ciambelle di magro che sono fatte con il vino e poi con lo zucchero e quindi è l'ingrediente principale un po' di tutti i piatti, anche per sfumare i carciofi eccetera, è il vino che era la componente principale. Grazie, noi adesso ci spostiamo per scoprire il sistema museale di Monterotondo. E adesso con il direttore Paolo Togninelli andiamo a scoprire il sistema museale di Monterotondo e possiamo dire, qui siamo all'interno di Palazzo Orsini Barberini, abbiamo percorso il centro storico per arrivare qui, siamo nel museo all'interno proprio di un museo. Esattamente, questo è un museo che è contenuto all'interno di un palazzo di altissimo profilo. Questa era la residenza degli Orsini, qui viveva Clarice Orsini, la moglie di Lorenzo il Magnifico de' Medici. Quindi tutto quello che di bello, di rinascimentale, di altissimo profilo è passato in Italia è arrivato qui, a Monterotondo. Quindi c'è una parte monumentale dove è allestito il museo, ma c'è anche una parte multimediale, per questo è un museo archeologico e multimediale. E infatti la parte multimediale è preponderante. Questo museo è stato premiato nel 2015 come uno dei 6 allestimenti più innovativi realizzati in Italia per l'uso sapiente della multimedialità e della capacità di stimolare i sensi del visitatore e soprattutto di dargli la chiave per comprendere il centro storico di Monterotondo e l'origine anche di questo palazzo. E c'è un cicerone che ci accompagna. Esattamente, perché tutto il percorso è accompagnato dall'avatar di Franciotto Orsini, l'altro grande personaggio della famiglia Orsini, che era il cugino carnale di Leone X, quello rappresentato da Raffaello, no? E lui era il nipote di Lorenzo il Magnifico, cresciuto a Firenze. Torna a Monterotondo e dà vita a questo palazzo con queste stanze affrescate di altissimo profilo. Vediamo un po', ecco, ripercorriamo le sale all'interno del palazzo. Le sale all'interno del palazzo comprendono una sezione etrusca, che adesso vedete qui dove stiamo in questo momento, dove gli Etruschi erano i nostri vicini di casa. Monterotondo, in epoca preromana, era un territorio di frontiera tra Latini, Etruschi e Sabini. Quindi in questo museo sono rappresentati in una sezione gli Etruschi.
una sezione dedicata al villanoviano, quindi all'origine proprio della civiltà etrusca. Poi abbiamo una sezione dedicata a Crustumerium, una città latina importantissima. In questo periodo parliamo tanto di Romolo, l'origine di Roma. Ecco, le Sabine rapite da Romolo erano in parte anche le donne di Crustumerium. E qua all'interno del nostro museo abbiamo tantissimi corredi funerarie che provengono da questa città. Poi abbiamo materiale sabino e materiale falisco, un po' tutte le civiltà preromane sono rappresentate. Nella parte invece multimediale facciamo comprendere come si è sviluppata Monterotondo, come ha avuto origine il centro storico e soprattutto l'importanza della Salaria della Nomentana per l'origine e lo sviluppo di questo centro abitato. Adesso invece ripercorriamo l'itinerario degli affreschi. Gli affreschi sono importantissimi perché sono ovviamente una committenza papale. Abbiamo un artista di altissimo profilo che era Girolamo Siciolante da Sermoneta e Paul Bril, che lavorarono all'interno degli appartamenti papali e naturalmente non potevano mancare di lavorare anche qui all'interno di questo palazzo che era anche residenza dei pontefici. E nei musei civici adesso c'è un arrivo importante, un quadro importante. Un quadro importantissimo, abbiamo fatto adesso degli studi e delle analisi e siamo riusciti ad attribuire un olio su tavola a Ridolfo del Ghirlandaio, pittore ufficiale della famiglia dei Medici. È una tavola che giunse qui per il tramite proprio della famiglia Orsini che si era imparentata con i Medici, quindi un pezzo della Firenze proprio rinascimentale qui a Monterotondo, alle porte di Roma. Un sistema museale in movimento, perché poi usciamo da qui e arriviamo allo Scalo. Perché il sistema museale è un sistema diffuso su tutto il territorio, quindi abbiamo una sezione multimediale, abbiamo una sezione monumentale qui all'interno di Palazzo Orsini e abbiamo una sezione storica moderna allo Scalo dove Garibaldi, prima della famosa battaglia di Mentana, assediò la stazione e diede vita a quello che è la presa di Roma e quindi un altro capitolo importantissimo della storia d'Italia. E lì ci accompagna all'interno di questa torre civica un grande murales. Un grande murales che abbiamo realizzato proprio per far comprendere come noi agli inizi del Novecento eravamo, migranti. E quel murales che accoglie all'interno di un museo storico moderno serve a farci comprendere una pagina di storia che probabilmente abbiamo dimenticato, perché altrimenti potremmo vedere questo fenomeno storico come un fenomeno storico che fa parte della storia dell'uomo e quindi dobbiamo utilizzare probabilmente altri tipi di politiche di accoglienza. Chiudiamo con un invito. Esattamente, venite a Monterotondo e vi accogliamo volentieri. Grazie a Paolo Grazie. Togninelli, adesso il nostro itinerario continua, raggiungiamo il Teatro di Monterotondo per scoprire altre curiosità del luogo. E qui siamo in uno dei luoghi della cultura di Monterotondo, il teatro, e siamo con Marianna Valenti, assessora alla cultura. Assessore, però qui amate dire assessora. E vediamo un po', Monterotondo comunque è un luogo che vive di tante manifestazioni nel corso dell'anno. Intanto i luoghi, le strutture di Monterotondo dedicate alla cultura da scoprire e da visitare sono veramente tante. Qui ad esempio siamo all'interno del Teatro Francesco Ramarini, un teatro che abbiamo ripristinato, abbiamo riaperto al pubblico nel 2014. Vi avvengono molti spettacoli molto importanti durante tutto l'anno. Altri luoghi della cultura importanti sono la Biblioteca Comunale, un polo di attrazione soprattutto per i giovani, ma anche i giovanissimi.
buonissimi perché ospita un teatro dei burattini molto bello, storico. Due musei civici, il museo storico affiancato da un archivio storico di documentazione storica molto importante e il museo archeologico. Gli eventi e gli appuntamenti durante l'anno sono veramente tanti. Io partirei da quello che ci è più caro e che diciamo è più anche antico perché risalente al 1500, sono i festeggiamenti di Sant'Antonio. Curati dalla Pia Unione, si tratta di una confraternita formata, animata dalle famiglie monterotondesi più devote al santo e chiaramente sostenuti dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Culturale ICM. Altri appuntamenti importanti durante l'anno per noi sono l'Estate Retina, che ha raggiunto quasi la 40ª edizione, e il Festival delle Cerase. Il Festival delle Cerase è il festival cinematografico più piccolo d'Italia. Abbiamo più di 100 associazioni qui a Monterotondo che si occupano dell'organizzazione e di stimolare l'amministrazione in questo senso e rendono appunto Monterotondo durante tutto l'anno una meta turistica molto importante. Se penso per esempio soprattutto alle sagre enogastronomiche che valorizzano i prodotti tipici della nostra città, la panzanella, la fava e pecorino, la ciummacata, penso ad esempio a tutti gli eventi nelle parrocchie dei vari quartieri della nostra città, al Santi Patroni San Filippo e Giacomo, al Carnevale, quindi veramente tantissimi appuntamenti. Noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo qui vicino la piazza Giovanni Paolo II, proprio innanzi al Duomo, per incontrare due giovani di Monterotondo. E Monterotondo è anche una città ricca di giovani. Con Pierfrancesco Leli vediamo che cos'è per lei Monterotondo. Salve, allora per me Monterotondo, il legame con Monterotondo nasce in realtà molti anni prima della mia nascita. La mia famiglia si è trasferita da Mantova ed è venuta a vivere qui. È per me un paese che è assolutamente vivibile perché offre tantissimi servizi dalle scuole, perché è un paese che è molto attento alla cultura. Tantissime persone vengono appunto dai paesi limitrofi a scuola qui. Da molti anni in realtà tante persone stanno scegliendo, data la vicinanza dalla capitale, di venire proprio a vivere qui a Monterotondo perché si respira sicuramente un'atmosfera positiva, perché è un paese attento alle esigenze di grandi e piccini e quindi è un piacere vivere a Monterotondo e mi piacerebbe continuare a farlo. Grazie a Pierfrancesco Leli. Allora chiudiamo questa nostra passeggiata a Monterotondo con Elisa Di Tata. Siamo proprio qui sotto il Pincetto, un invito a venire qui a Monterotondo. Allora, invito tutte le persone che ci stanno ascoltando di venire a fare una bella passeggiata a Monterotondo perché Monterotondo è una città poliedrica che sa unire un binomio fatto da cultura, storia e modernità e tutto quello che riguarda l'innovazione. Invito calorosamente a fare una passeggiata per il nostro borgo che offre tantissime opportunità, non solo una visione importante di quello che è la storia, ma soprattutto anche a venire ad assaggiare i nostri piatti tipici, a vivere il territorio come lo viviamo noi, giorno per giorno, con iniziative, con progetti che fanno Monterotondo sicuramente un territorio particolarmente inclusivo. Quindi è importante avere anche punti di vista esterni per noi, punti di vista che ci aiutano a migliorare ogni giorno e a rendere sicuramente Monterotondo una città confortevole. Grazie, ci uniamo anche noi a questo invito. Monterotondo vi aspetta in tanti. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Monterotondo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!